Sono su un iPod. Mica a sinistra, No, aspetta. Niente, peccato, è l'Eterno Secondo del resto ci ha abituato a questo tipo di prodezze, cioè del cazzo. Ah no, tocca a te, bravo, giusto. Oh, nylon. Niente, tocca al campione. Aprite bene gli occhi perché è un tiro indimenticabile questo. Guarda le ossa. Un tiro indimenticabile, infatti, non l'ho visto che è andato in buca, ma colpa del cameraman, non mia. Il camera è giusto così, dovete dire. Anche sulla presa, no? Vediamo Pasquale, può andare ancora al tiro, è un altro buco che di nuovo il cameraman non ha ripreso. Devi riprendere dall'alto, è panoramica. Attenzione, ecco, questa l'ha ripresa il cameraman, bravo il cameraman questa volta. Ecco, vediamo questo gran tiro adesso. Questo qua è un aggeggio che solo i campioni usano. Ma neanche tanto. La pallina sbagliata no. Non ha panoramica ampia. Quindi sempre quando arriva dopo. 105. Guarda, se tu usassero questa roba qua, ora ci È il campione sono scoperto. perché non te usi? No, ma non è bello. La fine. Tranquillate anche! Peccato. Facciamo una scorsa sulla pallina che forse Massimo la prende. Forse Massimo sì, la mette dentro. Perfetto. Si è visto tutto. L'Eterno Secondo sta dimostrando... Guarda la bianca! La bianca! Se qualcuno ha visto qualcosa è veramente bravo. Chi? Per colpa del cameraman. Secondo te, avendo vinto lo fece di Pasqua? Cameraman? Sì, lo pago tipo €1 alla settimana. Guarda! Niente da vedere. C'erano calcisti con Adesso invece bisogna vedere cosa va a colpire il campione. Eccolo qua. Fa il deficiente. Con la stecca in mezzo non si vede un cazzo.